programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con Cronache Trevigiane. Questa mattina si trova a Badoere per la 44esima edizione della Mostra dell'Asparago. Con noi il presidente della Proloco di Morgano, Gerardo Gagliardi. Ecco, buongiorno Gagliardi. Buongiorno, intanto benvenuto a voi di Cronache Trevigiane. Infatti oggi è la giornata clou della 44esima Mostra dell'Asparago. Ci sarà appunto l'inaugurazione ufficiale di questa mostra. Per la prima volta ufficialmente IGP, quindi avremo poi una serie di manifestazioni collaterali a questa mostra. Uno è quelle che già adesso si stanno esibendo, che è la banda Marching Band di Vicenza. Dopodiché nel pomeriggio proseguirà con una corsa ciclistica categoria juniores. Ecco, una grande festa che oggi ha per protagonista ancora una volta l'Asparago di Badoere. Sì, il nostro fiore all'occhiello, la nostra cosa bella che dopo tanti anni finalmente siamo riusciti ad ottenere questo marchio così ambito da tutti. Quindi una giornata che effettivamente ci lusinga molto più. Ecco, tantissime le iniziative della Proloco di Morgano, sempre per tenere anche unita la popolazione, le persone di questo grande comune. Certo, e questo è l'obiettivo di tutte le Proloco, non soltanto la nostra. Le Proloco in genere cercano di accerchiarsi un po' della popolazione, ma ancora di più delle associazioni che fanno volontariato alla stessa maniera. E infatti con tante associazioni o gruppi collaboriamo in tante manifestazioni. Ne vorrei citarne alcune, quelle che fa la Proloco e gli altri sono collaboratori, partendo dagli itinerari ecoturistici nell'Alto Sile, per poi passare ai mercatini dell'artigianato, dove siamo gli unici a far fare la lavorazione sul posto a tutti gli artigiani, e poi per arrivare a quei mercatini clou per noi importantissimi, che sono quelli natalizi, molto ambiti da tutti nel venire a esporre nella nostra piazza. Grazie a Gerardo Gagliardi, presidente della Proloco di Morgano. Noi vediamo il primo servizio di Cronache Trevigiane. Combattere una terribile malattia come la fibrosi cistica si può. Ne sono convinti a Vedelago, dove si terrà un triangolare di calcio insieme per sorridere, a favore della lotta contro questa terribile malattia. L'appuntamento è per sabato 14 maggio a partire dalle 14:30 presso gli impianti sportivi di Vedelago. A sfidarsi l'11 di Marca, la squadra degli industriali veneti, la squadra degli amministratori della Marca Trevigiana e la Calcio Amatori Fossalunga. Previsti anche spettacoli coreografici e la partecipazione straordinaria di personaggi del mondo dello spettacolo. La parola all'organizzatore dell'evento, Ivano Pozzobon, presidente Calcio Amatori Fossalunga. L'iniziativa è quella di acquistare un macchinario che serve per la misurazione dell'ossigeno nel sangue, e che è un macchinario che ha una tecnologia molto avanzata, che il professore mi ha detto: guarda, serve questo macchinario per fare dei test su questi bambini. Come sottoscritto a una bambina, ha detto ok, mi impegno, e ci siamo impegnati tutti. L'unico risultato importante è il contributo che questa manifestazione riuscirà a dare alla lotta contro la fibrosi cistica. Lo strumento che sarà donato permette la misurazione dei gas nel sangue. Il primario di pediatria Liviana Dadalt ci spiega i vantaggi portati dall'utilizzo di questa apparecchiatura. Questo strumento ha il vantaggio di permettere la misurazione degli stessi gas con la stessa accuratezza tramite un sensore che viene messo sulla cute, quindi non è invasiva, non dà dolore, permette monitoraggi anche a domicilio durante il sonno, durante l'attività fisica, quindi da un lato è meno invasivo per il paziente, quindi risparmia tutta la fatica di avere dei prelievi e il dolore a questi legati, e dall'altro permette monitoraggi continui che si possono fare in contesti anche extraospedalieri, quindi questo è importante per la qualità delle informazioni da un lato e per la qualità di vita del paziente dall'altro. Anche imprese private danno il loro contributo. Un esempio è la Doimo, che fornirà mobili per allestire gli ambulatori. E ora Ivano Pozzobono, organizzatore dell'evento, ci ricorda che io invito tutti a venire a partecipare a questo evento, perché non solo il calcio, ma ci sarà anche
delle rappresentanze che faranno balli coreografici, ci sarà 3 personaggi di Amici della televisione di Canale 5 e altri ospiti che in questo momento non possiamo rilevare. E aspetto tutti quanti il 14 maggio alle 14:30. Torniamo in piazza Badoere per la 44esima mostra dell'asparago. Con noi il sindaco di Morgano, Elena Basso. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei, buongiorno, ben arrivati. Un giorno di festa. Sicuramente, oggi è una gran festa, una festa che si ripete da 44 anni, quindi diciamo che è molto collaudata. Questa festa è collaudata perché ci sono a monte tantissime persone, volontari, che assieme all'ente comune organizza questa bellissima mostra dell'asparago. Quindi anche una vocazione, insomma, di questo territorio e soprattutto della gente che lavora sodo. Lavora sodo, lavorano bene la terra, lavorano con criterio e questa è la dimostrazione. Ecco, anche il calore di questa festa di oggi dimostra una grandissima partecipazione di tutti gli abitanti di Morgano. Sì, sono coinvolti in tutte le attività, già iniziate peraltro il 25 di aprile e andranno avanti fino all'8 di maggio. Sono coinvolti tantissime persone e il bello è che non sono solo le persone, ma sono anche gruppi di persone che vengono anche da fuori per darci una mano e questo è meritevole, direi. Ancora più importante, possiamo dire, in questo periodo di difficoltà per le casse comunali. Sì, beh, indubbiamente abbiamo delle difficoltà, però è anche vero che l'ingegno fa la sua parte. Fa la sua parte. Noi ringraziamo il sindaco di Morgano, Elena Basso, e vediamo il prossimo servizio di cronache trevigiane. La politica agricola comunitaria è stata al centro del convegno organizzato da Fedagri e Azove per chiarire gli sviluppi di una riforma che preoccupa in modo particolare il settore zootecnico. Presente all'incontro il presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, Paolo De Castro, che ha portato gli ultimi aggiornamenti dall'Unione Europea. È appena iniziato il dibattito in Parlamento Europeo e nel Consiglio. Il percorso non sarà brevissimo, noi arriveremo all'estate del 2012 con la fine del negoziato. Dobbiamo stare molto attenti, in questo fare davvero un gioco di squadra, Parlamento e Consiglio. Occorre un'attenzione particolare per il settore zootecnico perché indubbiamente, in particolare quello della carne, è un settore che sarà molto colpito da questa riforma, perché la riforma prossima è vero che ha una grande spinta alla semplificazione, alla sburocratizzazione, ma d'altra parte spalmerà gli aiuti, li redistribuirà sul territorio. A lavoro da oltre un anno, la consulta bovina di Fedagri sta avanzando delle proposte concrete da sottoporre all'attenzione delle istituzioni. Obiettivo: ammorbidire la riforma che avrà delle ripercussioni importanti sull'allevamento italiano, come ci spiega Giuseppe Borin, direttore di Azove. L'obiettivo è quello di trovare un accordo anche con le altre organizzazioni sindacali e con i sistemi di rappresentanza della zootecnia per formulare una proposta unica e condivisa che possa poi essere portata avanti in sede e nazionale e comunitaria dai nostri rappresentanti. Noi chiediamo sia un mantenimento dell'aiuto della PAC, perché dal punto di vista economico l'attività zootecnica oggi non è economicamente sufficiente, però chiediamo anche una riorganizzazione della filiera. Vogliamo che ci sia una capacità da parte dei produttori di essere organizzati e di riuscire a guadagnare spazio all'interno della filiera e della distribuzione del valore lungo la filiera. Negli ultimi 10 anni il settore zootecnico italiano ha perso il 10% del suo valore con pesanti ripercussioni sull'intero comparto. A reggere il mercato sono principalmente le grandi aziende e le filiere organizzate con il controllo della produzione dal ristallo al consumo. In questo scenario, per le piccole e medie realtà, il ruolo delle cooperative diventa strategico. Ai nostri microfoni, Maurizio Gardini, presidente Fedagri Confcooperative. La cooperazione è uno strumento indispensabile per l'aggregazione e la concentrazione dell'offerta. Questo è il vero elemento competitivo e distintivo. Noi rischiamo di essere, e l'abbiamo visto in queste ore anche con la vicenda Parmalat, rischiamo di essere dei bravi produttori, dei bravi allevatori che poi consegnano i nostri prodotti migliori, consegnano a qualcun altro per la loro valorizzazione e quindi torniamo a un rapporto mezzadrile. Non può essere questa la prospettiva
di un'agricoltura importante come quella italiana. Noi vogliamo investire sulle filiere attraverso la cooperazione per dare più prospettive al reddito degli agricoltori e degli allevatori. E andiamo insomma a vedere il segreto di questo asparago con il presidente del Consorzio Asparago Bianco di Badoere, Antonio Benozzi. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, qual è il segreto dell'asparago bianco di Badoere? Il segreto, io potrei dire che ci sono diversi segreti. Prima di tutto il segreto è quello della bravura dei nostri agricoltori, dei nostri soci. Questo è chiaramente il primo. Poi però, secondo me, è quello delle sorgenti, di legare l'asparago di Badoere alle sorgenti del Sile, nel senso che è un fiume di risorgiva, evidentemente l'acqua c'è e ha falde anche abbastanza superficiali, per cui l'asparago nostro vive, cresce per il 95-98% è acqua, di conseguenza penso che assuma tutte le caratteristiche, la dolcezza, la purezza delle acque del Sile e quindi ecco il pregio del nostro asparago. E in questa stagione di acque abbondanti com'è andata insomma? Beh, noi abbiamo attraversato un periodo, vorrei dire anche siccitoso, però a differenza di qualche altro, di qualche altra zona, parlo di altre zone, noi abbiamo avuto la possibilità, avendo queste falde abbastanza superficiali, i nostri asparagi hanno passato il periodo, specialmente la prima quindicina di aprile, è andato tutto bene, insomma, quindi siamo in una buona stagione, anche se effettivamente non siamo ripagati venalmente nella maniera giusta, ma comunque non ci lamentiamo. Finalmente questo riconoscimento importantissimo per la garanzia di qualità. Indubbiamente sì, abbiamo aspettato 8 anni, ma finalmente è arrivato. Eravamo nella fase transitoria, in protezione transitoria, adesso effettivamente ci possiamo fresare di qualsiasi titolo, insomma. Ringraziamo il presidente del Consorzio Asparago Bianco di Badoere, Antonio Benozzi. Noi ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario. E siamo qui con Daniele Rostirolla, assessore all'agricoltura del comune di Morgano. Insomma, stiamo un po' entrando nel cuore di questa festa. Sì, è una festa che prende il vivo oggi come 1° maggio, nonostante si svolga per 3 settimane, partita il 25 di aprile e finirà l'8 di maggio. Oggi è la giornata clou e vede rappresentato proprio tutto lo spirito della festa, dei produttori, agli espositori, alle autorità, per cui una grande festa e anche una grande giornata. Un lungo riconoscimento e un lungo lavoro quello per arrivare, ecco, alla garanzia di qualità dell'asparago bianco di Badoere. Quest'anno per la prima volta ci possiamo fregiare del marchio IGP, un lungo lavoro il cui merito va soprattutto al gruppo di volontariato che ci ha dato una forte mano per il conseguimento di questo marchio. Vorrei ringraziare anche tutti i gruppi che hanno partecipato allo svolgimento di questa festa, la Proloco di Morgano, il Consorzio dell'Asparago, la Società Calcio Badoere, il gruppo Artigiani, il GS Badoere e non per ultimo la Protezione Civile che è sempre presente alle nostre manifestazioni. Grazie a tutti. Quanto è importante la tutela di questo marchio? È importantissima, è sinonimo di qualità, ci vuole sinergia e collaborazione, non solo per il nostro comune ma perché il Consorzio dell'Asparago abbraccia 15 comuni della provincia di Treviso, Verona, Venezia e Padova, per cui ci vuole molta sinergia e bisogna assolutamente fare squadra. Grazie all'assessore all'agricoltura del comune di Morgano, Daniele Rostirolla. Noi vediamo il prossimo servizio di Cronache Trevigiane.